Gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia fanno sempre meno ricorso alle banche, attingendo a risorse personali per autofinanziarsi piuttosto che chiedere linee di finanziamento agli istituti di credito. Quasi tutte le analisi confermano il calo dell'accesso al credito, ma si pensava fosse dovuto solo alla maggior rigidità delle banche nel concederli, invece pare essere proprio una scelta. Da qualche anno le banche italiane stanno facendo utili miliardari. Questo è positivo, vuol dire che il sistema creditizio gode di buona salute. Ma nel contempo i prestiti alle aziende e il numero degli sportelli sono in forte calo. E questo non è un buon segnale. Vuol dire che questi istituti stanno cambiando pelle, stanno diventando qualcos'altro. Purtroppo tutto questo sembra avere poco a che fare con gli interessi del territorio, delle famiglie e delle piccole imprese del Friuli Venezia Giulia. La tendenza dice che i prestiti sono in calo, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la contrazione ha raggiunto numeri record a Gorizia. Trieste, insieme a Bolzano, le uniche province in cui si registrano dei sensibili aumenti, mentre ad Udine e Pordenone sono cresciuti gli accantonamenti sotto forma di risparmio.